formative, si saltano ferie, si bruciano giornate di sole, si suda in collina e poi si prende l'umido di sera a prove. Si passano i pomeriggi al computer anziché a spasso. Perché? Perché si tratta di creare un che arrivano non solo da Ciconico. L'obiettivo comune è portare al pubblico un messaggio di la passione di Cristo che viene rievocata in chiave sempre nuova, diversa e unica. Ognuno fa la sua, ognuno la legge con le parole della propria vita e la dedica a chi vuole. E quindi non chiedeteci perché. Venite a darci una mano o venite qui con noi questa sera a vedere e forse capirete. Come abbiamo detto, la nostra rappresentazione si rinnova ogni anno e quest'anno partiremo da delle figure femminili, però credetemi che il lavoro dei volontari è inestimabile e io li ringrazio di cuore, non a nome mio personale, ma ovviamente a nome dell'Associazione Culturale Un Gruppo di Amis. Devo ringraziare anche le forze dell'ordine, la Polizia Comunale, la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana che ci danno una mano a svolgere regolarmente questa manifestazione e per il contributo che ci danno e che ci permette di realizzare fattivamente la sacra rappresentazione di Ciconico. Io ringrazio l'Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla quale giungono i saluti del Presidente del Consiglio Zanin. Ringrazio il Comune di Fagagna che è sempre presente vicino a noi, la comunità collinare del Friuli e ovviamente le entità private che ci danno una mano. Come ho detto, questi enti ci danno una mano, però più sostenibile per il futuro e anche per consentirci di crescere maggiormente. Come vedete i progetti non mancano, le nuove leve ci sono e quindi vi chiedo una cortesia, noi non abbiamo un biglietto d'ingresso, però se siete passati all'ingresso avete visto una cassetta delle offerte. Ecco, se non l'avete già fatto vi chiedo magari se avete gradito il lavoro che vedrete di pensare a noi quando passate di là. Un paio di indicazioni tecniche. Vi chiedo se è possibile di spegnere il cellulare in modo da minimizzare le interferenze con i radiomicrofoni e di naturalmente mantenere le mascherine e il distanziamento durante l'uscita. Io ho detto tutto, ragazze? Bene, allora vi auguro buona serata. Mandi.
E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. E Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Salute, salute alla luna e al segno del pozzo. Oh, salute, salute a chi ride e a chi si crede padro. Salute, salute agli amici che sanno aiutare. E salute, salute anche ai nemici se vogliono offrire. Salute. E salute, salute a chi a casa. Salute, ho detto. Salute. Mi tieni il brucio? Che ho fatto? Dico, l'uomo non può neanche affogare i brutti pensieri. Già la vita è una miseria. Potrebbe esserlo di meno se gli si desse uno scopo. Ora non ci rimane altro. Non sono neanche entrato dalla porta e già riattacchi.
è colpa mia se non li prendono a lavorare quelli della mia età. Che ci devo fare? Almeno potessi tentare, anziché passare la giornata in osteria. Io non ci tento. Oggi di primo mattino ero già alla porta di mezzogiorno, sperando di essere chiamato da quelli che prendono lavoratori a giornata per la campagna. Ma servono sempre prima i giovani. Che ci devo fare io? Sono rimasto fino all'ora terza. E niente. Dimmi cosa devo fare di più? Niente devi fare. Niente devo fare. Niente. Dare alla vita uno scopo. Non ci abbiamo provato? Almeno potevi tornare a darmi una mano. La Pasqua s'avvicina, arrivano i pellegrini e potrei fare buoni affari con tuniche come questa, tessuta tutta d'un pezzo. Guarda cosa ha avuto in cambio la nostra famiglia. Quale Dio farebbe morire prima i figli dei genitori? Non me lo ricordare. Lavorare. E poi Eva, a che serve? Tanto siamo soli ormai, per chi dobbiamo darci da fare? Non gli bastava averci punito, doveva portarci via tutto. Ti prego, Adamo, basta. Anch'io penso a loro ogni giorno e cucio e piango e cucio e piango. Mi mancano tanto, erano così belli. Erano belli, sì, tutti e due. Ed erano bravi, avevano testa, no? Dico ognuno a modo suo, ecco. Dio non solo ci ha puniti, ma ci ha dimenticati, ci ha scartati. Ecco, siamo scarti io e te. Senza i nostri figli, io e te non abbiamo più niente e il nostro futuro è già finito. Lottare, sempre lottare, per ogni cosa dover lottare, anche per respirare. Possibile che sia tutto qui? La regina bella di Saba da Salomone voleva andare. La regina bella di Saba da Salomone voleva andare. Anche io voglio conoscere quel re saggio ed il suo Dio. Anche io voglio conoscere quel re saggio ed il suo Dio. Con cammelli, oro e spezie lo voleva riconquistare. Con cammelli, oro e spezie lo voleva riconquistare. Con la corte a Gerusalemme giunse infine da Salomone. Con la corte a Gerusalemme giunse infine da Salomone. Lei credeva di conquistarlo ed invece la conquistò. Lei credeva di conquistarlo ed invece lui la conquistò. Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Dai, non prendermi in giro, non sono una regina io. In questi giorni lo sembri, sarà che ti sei appena sposata. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. È vero, Maria, ci siamo passati anche noi, puoi star sicura. Questo è il
Succede a chi è maritata. Presto concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Dai, adesso basta scherzare. Sì, concepirei un figlio, lo darei alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, E regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Ma che dite? Non è possibile. Io non conosco uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te, stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che tutti dicevano sterile. Sarà santo e chiamato figlio di Dio. Nulla è impossibile a Dio, Sarà santo e chiamato figlio di Dio. perché nulla è impossibile a Dio. Maria, eccoti. Che fai qui da sola? Le altre mogli sono già tornate a casa da un pezzo e nessuno sapeva dov'eri. Ero qui. Sono sempre stata qui. Ero con le altre donne a lavare, come ogni pomeriggio. Ma qui non c'è nessuno a parte noi. Ho provato anche a chiedere in giro. Tesoro, non farmi preoccupare. Va tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Forse ho sognato, solo che sembrava così vero. Hai sognato? Sì, eravamo al lavatoio con tutte le donne. Forse sei stanca, tesoro mio. Sono confusa. Era un sogno, ma non era un sogno. Ero proprio qui poco fa e mi è stata rivelata una verità enorme. E io ho detto il mio sì. Giuseppe, tu mi credi? Io sì, ti credo. Perché non dovrei? Presto lo Spirito Santo ci farà diventare genitori. Aspetto. Ecco, per ora non possiamo proprio aver concepito un figlio. Anche tu mi prendi in giro? È lo Spirito Santo che ci chiama. Se vuoi lasciarmi, sei libero di farlo, è un tuo diritto. Ma io ho già detto il mio sì. Tu hai detto sì, certo, ad essere mia moglie. E lo sono. Pensa bene a ciò che mi stai dicendo. Sembro pazza, è assurdo quello che ti sto dicendo, lo so, è accaduto. Lo Spirito Santo è sceso su di me ha steso la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Ma come può essere, Maria? Un seme, nascosto sottoterra, accoglie il vento, la pioggia, il sole, tutto ciò che la natura gli manda, senza rifiutare nulla, e sa trasformare ogni cosa in nutrimento per diventare un fiore sempre più rigoglioso e bello. È solo accogliendo che si può dare spazio ad una vita che nasce. So che cos'è. Questa è davvero una verità enorme. E le tue parole non erano esagerate. Nostro figlio sarà santo e chiamato figlio di Dio, perché nulla è impossibile a Dio. Mi fido. Saremo noi la pioggia, il vento e il sole di questo bambino.
Sentite questa. 2 ebrei discutevano dei problemi del cielo e della terra e ciascuno diceva la sua a proposito del sole e della luna. Ma secondo me, disse il primo, la luna è molto più importante del sole. E come me lo dimostri? Rispose subito il secondo, incuriosito. Beh, vedi, disse il primo, la luna ci illumina di notte quando è buio, e invece il sole ci illumina di giorno quando c'è già molta luce. Bella questa, Simone. Questa Simone faceva ridere anche mio padre, sai. Vi racconto questo. Un giorno nella sinagoga, mentre il rabbino spiegava le scritture, vede un giovane, un ragazzo, e gli domanda: Aronne, sai dirmi perché i nostri avi hanno costruito un vitello d'oro nel deserto? E lui prontamente rispose: semplice, rabbì, perché non avevano abbastanza oro per costruire un elefante. Maestro, noi vogliamo che tu faccia quello che ti chiederemo. Cosa volete che io faccia per voi? Ci abbiamo pensato a lungo. Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Voi non sapete ciò che domandate. Potete forse bere il calice che io bevo, o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato. Sì, maestro, lo possiamo. Il calice che io bevo, anche voi lo berrete. Il battesimo che io ricevo, anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro i quali è stato contento di ricevere sempre il posto migliore a tavola, di essere riconosciuto, onorato quando passeggia per la via principale. Su di essi il potere, ma fra voi non sia così. Chi vuole essere il più grande tra voi si faccia servitore, e chi vuole essere il primo sia servo di tutti. Il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Se costui fosse davvero un profeta, saprebbe che specie di donna è colei che lo tocca. È una peccatrice. Simone, ho una cosa da dirti. Un creditore aveva 2 debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condonò il debito ad entrambi. Chi dunque tra i 2 lo amerà di più? Suppongo quella a cui ha condonato di più. Hai E tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le sue lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, invece lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo io ti dico che le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece a quello cui si perdona poco, ama poco. Ti sono perdonati i tuoi peccati. La tua fede ti ha salvata. Resta nella pace. Rabbì, mi stupisci ancora. Io ti ho ascoltato predicare diverse volte e tu parli rettamente. Ma come puoi ora perdonare i peccati di questa donna? Simone, tu dimentichi che non sono i sani ad aver bisogno del medico, ma i malati. Ed io sono qui per loro.
Ti farò un altro esempio. Quale donna se ha 10 dramme ne perde una? Non accende la lucerna, spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova. E una volta ritrovata chiama le vicine, le amiche, dicendo: esultate, rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così ti dico, immensa la gioia di Dio per un solo peccatore che, compreso il suo errore, si converte. Solo Dio può perdonare in modo così infinito. Per noi uomini è impossibile. Sì, dici bene, il Padre è buono e sa che per noi non è altrettanto facile. Me l'hai dimostrato tu stesso poco fa. Troppi pensieri, troppe azioni ci separano dai fratelli, troppi pregiudizi ci frenano dal fare strada assieme a loro. Ma Dio indica a tutti la strada da seguire. Perdonare. Perdonare sempre, non solo una volta, ma infinite volte. Maestro, parli bene, ma è una strada difficile. Basta voler fare il primo passo e poi mettere un piede davanti all'altro. Avvicinare le proprie impronte a quelle dei fratelli e delle sorelle. Tutti abbiamo in Dio lo stesso papà e la stessa mamma. Quando pregate, dite così: Padre, Madre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a chi pecca contro di noi, e non abbandonarci alla tentazione. Ecco qual è la strada: perdonare per essere perdonati. Le voci contro costui sono pesanti. Dicono che perdoni anche i peccati, come se avesse ricevuto direttamente da Dio l'autorità per fare una cosa simile. L'hanno sentito dire: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo riedificherò. E quasi ogni giorno viene qui nel cortile a predicare ai suoi. Ma chi è costui? Avete raccolto informazioni riguardo alla famiglia di questo Galileo? Oh sì, è figlio di un falegname di nome Giuseppe e di una donna di nome Maria. Entrambi sono di Nazareth, ma le loro famiglie non sono di là. Comunque sia, è partito da quel villaggio e sembra che abbia riscosso un notevole successo predicando a Cafarnao e lungo le sponde del lago di Tiberiade. Poi qualche mese fa si è messo in cammino e, visitando di paese in paese, è giunto sino a qui. Ma che discorsi fa? Aizza le folle? Incita alla ribellione nei confronti di Roma? Lungo la strada ha raccolto folle numerose, ma della peggior specie. Poveri, tantissimi poveri. E poi gentaglia senza futuro, lavoratori a giornata, pescatori, donne anche di scarsa reputazione, e bambini. Lo sentite? Questo è lui. È venuto a predicare.
Fratelli, sorelle, siamo chiamati alla libertà. Sì, libertà, libertà, libertà. Ma la libertà sta solo nella legge, e tutta la legge trova la sua pienezza in un unico precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma se ci mordiamo e divoriamo a vicenda, chi potrà dire di essere libero? Solo chi rimane in piedi dopo che i fratelli e le sorelle si sono sbranati a vicenda. No, non è questa la logica della vita. Dobbiamo amare quelli che ci amano? Anche i peccatori fanno lo stesso. Se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Questa è la logica di un'umanità ripiegata su se stessa. Ma noi che possiamo fare se ogni giorno è una lotta continua da vincere con le unghie e con i denti? Provare a vivere come il mondo non si aspetta. Amate i vostri nemici. Fate del bene a coloro che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono. Pregate per quelli che vi maltrattano. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti chiede, e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli altri facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Solo questa è la logica che moltiplica la gioia. Allora il vostro premio sarà grande, sarete figli dell'Altissimo. Siate misericordiosi, come misericordioso è il Padre nostro. Non giudicate, non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. Rabbì, ma noi come possiamo fare tutto ciò che dici? Sorella, da quanto tempo sei costretta in questa condizione? Da 18 anni, maestro. Allora io ti dico, donna, tu sei liberata dalla tua infermità, come lo sarà l'intera umanità se ascolterà la mia parola. È guarita! Grazie, Gesù, grazie. Maestro, come puoi fare questo in giorno di sabato? Chi ti dà questa autorità? Ipocriti! Ciascuno di voi forse non scioglie il suo bue e il suo asino dalla mangiatoia in giorno di sabato per condurlo a bere. E questa figlia di Abramo, che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato? Dio Onnipotente ci ha donato la legge, che è la nostra gloria, la nostra luce e fonte di salvezza. E se la legge viene rispettata, allora il Messia verrà. E la legge dice chiaramente che il sabato non è fatto per compiere miracoli. Io non sono venuto ad abolire la legge, ma a darle compimento. Ma questo non basta. Guardatevi un po' intorno. Voi ficcate la testa nella legge, ne sminuzzate le parole fino ad analizzare ogni singola lettera. Così consumate la vostra vista e non vedete più i fratelli e le sorelle. Che vi rimane di tutto questo sforzo? Tradizioni vuote? Ditemi, voi che avete studiato, qual è il più grande comandamento della legge? Ascolta Israele, il Signore il nostro Dio è l'unico Dio. E tu lo amerai con tutte le tue forze, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con la tua intelligenza. E il secondo è: ama il prossimo tuo come te stesso. Hai detto bene, e non sei lontano dal regno di Dio. Esiste un unico Dio e nessun altro all'infuori di Lui. Ed esistono i fratelli e le sorelle da amare. Ma voi avete fatto della legge il vostro Dio e amate il sabato anziché l'umanità. Ma il sabato è per gli uomini, non gli uomini per il sabato. Guai a voi
Scribi e farisei, falsi siete, ciechi! Siete come sepolcri imbiancati che ricoprono ossa di morti. Dio vuole misericordia e non sacrifici. Beata la donna che ti ha generato e che ti ha allattato. Ma io dico che è ancora più beato è colui che ascolta la parola di Dio, la mette in pratica. Perché solo ascoltando e mettendo in pratica la parola di Dio, l'umanità può continuare a tessere i fili della storia e creare la veste splendente con la quale presentarsi al cospetto dell'Altissimo. È tessuta tutta d'un pezzo, maestro. L'hai tessuta tu stessa? Tutta d'un pezzo. Così deve essere l'umanità. Unita, solidale, per splendere di fronte allo sguardo di Dio. Avete sentito come parla? Misericordia voglio, non sacrifici. È chiaro che è tutto rivolto contro il nostro tempio. Vuole sovvertire la legge e la tradizione. Ma non si può negare che quest'uomo fa segni e prodigi. Ma non osserva il sabato e scandalizza il popolo rischiando di condurli verso cattivi pensieri. Questo è vero. Ma la folla lo segue. Rischiamo che un tale sommovimento di popolo contro la legge, contro il tempio, contro l'ordine costituito si trasformi in breve tempo in sedizione, se non addirittura in aperta rivolta. E a quel punto cosa faranno i romani? I romani già. Capisco ciò che volete dire. È meglio che un solo uomo muoia per il popolo, piuttosto che tutto il popolo perisca. Ecco sì, noi ci saremmo, come dire, permessi di accelerare un poco la faccenda. Sì, abbiamo contattato uno dei suoi, un certo Giuda, è uno zelota. Vi ascolto. L'ora è venuta. È l'ora della prova. Oh Padre, se soltanto potesse passare da me. Ma può passare avanti, lo sai meglio di me. Basta volerlo, basta che tu lo dica, non è vero? Non quello che io voglio, ma quello che vuoi tu, oh Padre. Perché il compito che mi hai affidato è ben più grande di ciò che mi dovrà accadere, ben più importante. Fino a pochi giorni fa tutto era avvolto nella nebbia. Sapevo di dover parlare, sapevo di dover rendere testimonianza, ma mi sfuggiva il perché. Io mi preoccupo per te, tu stai delirando. Che ti succede? Sono turbato. La mia anima è triste e angosciata. Ma perché soffrire così? Senti, io ti do un consiglio da amico. Fai uno dei tuoi miracoli. Salvati. Questo attira più gente. Li hai sentiti? Desiderano segni, azioni eclatanti. Nessuno vuol sentire solo discorsi,
Parole, ragionamenti, bla bla bla, che non vanno da nessuna parte. Oggi hanno più che mai bisogno di miracoli. Vedrai come ti correranno dietro. Oh Padre, tu vuoi dare all'umanità un insegnamento nuovo, rinnovare l'alleanza con il tuo popolo, per farci comprendere che siamo tutti foglie dello stesso albero della vita, uomini, donne, tutti fratelli, tutti legati. Ogni vita è ben spesa se porta gioia e speranza nel mondo, se è rivolta agli altri. Così anche ogni morte acquista senso se invece di lasciare dietro di sé un vuoto, lascia una fitta rete di relazioni. Ma che dici? Ti basterebbe poco e avresti il potere coi talenti che hai. Un vero peccato non usarli, non trovi? Potresti anche provvedere a quelle donne e a quegli uomini di cui parli. Certo, se loro ti obbedissero, un po' di senso pratico, un po' di ragionevolezza, soprattutto nei confronti della gente che conta. Tu sei un capo, è inutile che ti nascondi, sei un condottiero. Se li sbaragliassi, anche i sacerdoti del Tempio ti mostrerebbero dovuto rispetto, avrebbero terrore di te. Ho parlato, ho reso testimonianza, ho portato i segni della tua salvezza agli uomini. Mio Dio, cosa ancora mi manca? Vedo che non ascolti e pensare che potresti anche fare del bene, come dicevo, qualche miracolo e prenderti le tue soddisfazioni. Non saresti l'unico, lo fanno in tanti, lo fanno tutti. Tu vuoi per forza pensare agli altri, invece dovresti pretendere ciò che è tuo. Perché devi pensare sempre tu agli altri? Perché tutto è in equilibrio e tutto ciò che è stato rubato alla fine verrà restituito, e quello che riceviamo in dono è giusto che lo mettiamo a disposizione di tutti. Forse in pochi accetteranno la mia logica, lo ammetto, richiede delle scelte radicali, ma la tua è una logica perdente. Consumare le relazioni, le persone, squilibrare le risorse della natura, scartare, dimenticare, condannare chi non sa stare al passo conduce alla rovina di tutti. Ma vuoi smetterla con questi discorsi? Non fare tante storie. La vita funziona come ho detto io. La vittoria del più forte sul più debole. Non sarai certo tu a cambiare le regole del gioco. Bisogna strapparla agli altri, la vita. Invece è possibile un'altra via. Neanch'io ne ero sicuro, ma ora la vedo. Ed è solo adesso che tutto comincia. Si prepara l'alba di un tempo nuovo. L'alba, la luce, tu non vuoi stare a sentire. Pensa solo a questo. Che farebbe il tuo bene se sparisse il male? Cosa succederebbe se ci fosse solo luce? Come apparirebbe la terra se ne sparissero un bel mattino tutte le ombre? Te lo dico io, grigia, piatta, senza dimensione, amico mio. Fattene una ragione.
tu non puoi separare luce e ombra. Non separare, ma rendere ancora più forte il loro contrasto, perché nulla sia più nascosto, per essere consapevoli di ciò che ci circonda, per scegliere di fare il bene. È già sveglia, non è da lei. Chissà che vorrà. Starà organizzando una delle sue solite feste. Si fa così influenzare dal clima languido di questa terra. Su, falla passare. Buongiorno, moglie. In piedi già di primo mattino? Ti stupirò, Ponzio, ma mi sono alzata ancora prima che sorgesse il sole. Dopo il sogno che ho fatto non potevo dormire. Devi ascoltarmi. Annulla il processo, non giudicare quell'uomo. Come sai che stamattina è un processo? Ti ha forse informato la guardia che ti ha condotto fin qui? Me l'ha detto il sogno. Il sogno. Mi spiegherai. Non so come tu abbia saputo, ma sono atteso per un processo d'urgenza. Sembra che questi dannati giudei non sappiano passare un giorno senza sbranarsi l'un l'altro. Non uscire ancora. Prima devi ascoltarmi. Sì, lo farò con piacere, ma al mio ritorno. No, ora. È di fondamentale importanza. Che ti prende, donna? Non ti ho mai visto così turbata. Sì, forse hai sognato. E so che alcuni sogni possono agitare il cuore di voi donne. Ma adesso calmati, fai colazione, mangia qualcosa. Vedrai che sbrigherò subito la faccenda. Non appena sarò libero ti manderò a chiamare e sarò tutto per te. Ho sognato, sì. E se tu fossi stato con me, avresti visto quant'era vero quel sogno. Stanotte ho sognato che avresti condannato un uomo. Ma quell'uomo è un giusto. Se presiederai a quel processo, lo condannerai per colpe che non sono sue. Ma credo che tu abbia dormito poco. Vai a riposare. Ne parliamo quando sarò di ritorno. Ma è la verità. La verità? E tu pensi che un sogno dica la verità? Sono secoli che fior di filosofi si interrogano su cosa sia la verità e non ne sono venuti a capo. E tu vieni un bel mattino a dirmi che in sogno ti è stata rivelata la verità. Io vedo solo una verità, cioè che stamattina sono chiamato a giudicare in nome di Roma e dell'imperatore. E sarà in loro nome
che grazierò o condannerò. Mi sembra abbastanza per iniziare una giornata. Che accusa portate contro quest'uomo? Se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. È un rivoluzionario. Minaccia di distruggere il Tempio. Ma prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Governatore, tu lo sai. A noi non è concesso di mettere a morte nessuno. Dicono che inciti il popolo alla ribellione. È vero? Se davvero mi avessero ascoltato, non potrebbero mentire in questo modo. Io ho parlato chiaro, invitando chi mi ascoltava a cambiare innanzitutto se stesso prima di pensare a cambiare l'ordine del mondo. Ho invitato chi mi ascoltava a guardare dentro di sé per scoprire occhi nuovi con i quali guardare agli altri, superando le divisioni e costruire il regno di Dio in terra. Cambiare il mondo. Non penserai di costruire un regno solo a parole, no? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato. Ma il mio regno non è di qua giù. Dunque parlavi in modo figurato. Ma allora perché i sacerdoti ti accusano così violentemente? Perché se tutti mi ascoltassero, il potere non sarebbe più nelle mani dei sacerdoti, ma nelle mani di tutti. Io non trovo in lui nessuna colpa. Crocifiggilo! Deve morire! Ha bestemmiato! Violato il sabato! Deve morire. Prendetelo e flagellatelo. Forse sarà sufficiente a calmare la folla. Facciamo la finita. Avanti! Deve pagare questo traditore!
Ecco, l'ho fatto flagellare, ma sappiate che non trovo in lui nessuna colpa. Deve morire, è un peccatore, è un nemico di Roma. Abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire perché si è fatto re e si è detto figlio di Dio. È vero che sei re? Tu lo dici. Io sono re. Per questo io sono nato. Per questo sono venuto nel mondo. Per rendere testimonianza alla verità. Chiunque della verità ascolta la mia voce. La verità. Ma che cos'è la verità? Sono secoli che i filosofi si interrogano su cosa sia. E io in una sola mattina ne trovo due che pensano di averla trovata. E con una sono anche sposato. Di dove sei? Ah, non mi parli. Non sai che ho il potere di metterti in libertà o il potere di metterti in croce? Tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo, chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande. Ogni potere è violenza sugli uomini. Ogni scelta fatta sulla pelle degli altri lo è. Ma verrà l'ora in cui non ci sarà più alcun potere. Fratelli, sorelle, uniti, edificheranno con le loro mani il regno della verità e della giustizia, il regno di Dio, dove non sarà necessario più alcun potere. Ora capisco, tu sei pazzo! Al mondo non potrà esistere mai un potere più grande di quello di Roma e dell'imperatore. Ecco il vostro re. Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Noi non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Crocifigge. A morte, sì! Deve morire perché ha peccato contro la nostra legge. Figlio mio, che ti hanno fatto? Madre, perché piangi? Non era questo ciò che mi aveva annunciato l'angelo. Invece sì, era proprio questa la volontà di Dio, fin dal principio. Con il tuo sì, madre, hai spalancato le porte per l'intera umanità. Oggi si compie quella promessa. No, no, perché straziare te e il mio cuore? Perché così vuole il Padre mio, per dare un segno agli altri, perché credano, perché tutti siano liberi, senza dover dare nulla in cambio. Il mio sacrificio, il tuo sacrificio,
che libera tutti. Figlio mio. E voi, figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Maestro, i miei figli li ho già perduti. In cosa posso sperare se adesso verrai a mancare anche tu? Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, e i grembi che non hanno generato, e i seni che non hanno allattato, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco. Ma senza di te cosa faremo? Non temere. Mia madre e i miei fratelli sono tutti coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Padre, io ti prego, fa che siano tutti una cosa sola. Un poveraccio del genere aveva addosso una tunica così raffinata, tessuta tutta d'un pezzo. Il governatore ha fatto bene a scrivere che costui era il re dei giudei. Ma come? Non scrivete che è il re dei giudei, ma che ha detto io sono il re dei giudei. Taci! Quello che ha scritto il governatore ha scritto! Tu, che distruggi il tempio e lo riedifichi in 3 giorni, scendi dalla croce
e salva te stesso. Ha salvato altri facendo miracoli anche di sabato e ora guardatelo, guardate, non è in grado di salvare se stesso. Scenda ora dalla croce e gli crederemo. Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. Ti prego, perché come io sono in te e tu in me, anche loro capiscono che siamo tutti una cosa sola, è la stessa sottile e preziosa trama. Intesse la vita di tutti gli uomini e le donne. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
sulla croce, perdonare tutti, perdonarci tutti. Allora è da lì che si parte, per riannodare i fili della vita e farne una veste splendente. Sì, dobbiamo mettere da parte l'orgoglio e collaborare per essere fratelli e sorelle, tutti, per essere una cosa sola con te e con il Padre. Credevo di poter cambiare le cose solo con le parole. Quanto parliamo senza dirci nulla. E invece quanto parlano questo silenzio, questo tuo corpo inerme, innocente. Ora io comprendo che sono solo le azioni, le mie azioni a cambiare la realtà e farla migliore. Figlio mio, sei arrivato a me come un seme che nascosto sottoterra accoglie ogni nutrimento per rinascere a vita nuova. Così io ho cercato di imitarti, ho detto il mio sì e continuo a dirlo ora che ti lascio andare, come quello stesso seme che deve morire per iniziare una vita nuova.
Anche il cielo ha sentito il bisogno di piangere. A noi è stato impedito di piangere il giorno in cui fu crocifisso. Abbiamo dovuto aspettare fino ad oggi per farlo presso il suo sepolcro. Ma chi rimuoverà per noi la pietra collocata all'apertura, in modo che possiamo entrare e sederci accanto a lui per compiere i riti? Vi siamo rimasti accanto solo noi. Forse le guardie si impietosiranno. La pietra è grande. Se non sarà possibile, deporremo vicino all'ingresso ciò che abbiamo portato per onorarlo. Piangeremo e faremo i lamenti restando fuori e poi torneremo a casa. Ma cos'è successo? La pietra è stata spostata. Non è possibile. Lui non c'è. Perché siete venute? Chi cercate? Forse colui che è stato crocifisso? È resuscitato e se n'è andato. Ma com'è possibile? Se non credete, chinatevi e osservate bene il luogo in cui giaceva. Non c'è più, perché è risorto. Era morto. L'abbiamo visto. Era morto ed è tornato in vita, speranza per tutti i popoli. Non ha avuto paura di sacrificare la vita ed in cambio ha ricevuto la vita eterna per tutti. Un'eternità di pace in cui tessere la stoffa pregiata di cui è fatto il regno di Dio. Andate ad annunciarlo a tutti. È iniziato un tempo nuovo. Ora sono le vostre azioni, le vostre mani di donne e di uomini, che hanno il compito di riannodare i fili di una vita giusta, equilibrata, piena, per un'umanità nuova.
Oh. Sì, sì. Quella là, sì. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over yesterday. Why she had to go, I don't know. She Bene, 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 bene. Ho avuto l'inizio qualche tempo fa.